Auspician Ale Parei Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Ciao ciao, come stai tu? Bienvenuta a Ale Parei Lafare, la programación de la familia piemontesa Adolfo Barale Gambalunga, desde aquí, desde Freire, Córdoba, en la República Argentina, hoy con la programación número 175. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Cómo va, Paulín? ¿Cómo te estás? Insomma, che bene, con la salute e la barba fatta, diceva uno stinono, che te stai già a posto. Estás pique a post, Pare che se stiamo andando bene, aspettiamo che tutta la nostra cara audiencia trova la medesima manera. Así es, Pablito. Como siempre, agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo. Pablito, saludar también y agradecer a toda la gente que le pone me gusta y que comparte nuestra programación, Pablín. Anche tutti quelli che fanno commentare, perché per lì c'è qualcosa che neanche sappiamo fare. Picchi importanti commentare perché noi veramente non da conto. Da conto, perché insomma sappiamo ma sappiamo fare tutti. No, imposible saber. No. Como decía una vez, nunca se termina de aprender. Y es así. Es Ale Parei Lafare. Ale Parei. Imprendere una roba da tutti i dì diventa seguite passo a passo. Paulín, en qué insomma per la stagione di insomma Parei per chacharé da claro así, Así que la cuestión, como decimos siempre en Ale Parei Lafare, es hablar un poquito en piemontés, que tan bien nos hace recordar la lengua de nuestros padres, nuestros nonos, cuando por ahí lo dijimos un millón de veces, que no querían que nos enteráramos de algo, ellos hablaban en piemontés y nosotros con el tiempo lo fuimos aprendiendo. Hoy vamos a hablar de un poquito de una fare, de cómo surgió la fare de las anchoas y anchue, Paulín, Ianchue o ianchue, idea che si dice in tutte e due le maniere in piemontese, è proprio una roba che i piemontesi danno sua importanza. Le dan su importancia y porque tiene una importancia, digamos, es fundamental en la cocina piemontesa, Pablito, Y más en esta época que estamos en la época de la bagna cauda, Pablito? Noi è proprio il momento, il punto giusto, El punto justo. La bagna. La bagna, proprio para Pablito. Así que hoy en la programación de Ale Parei Lafare vamos a saber un poquito de la historia de la anchoa, Allora attacchiamo dal principio. Dal principio. Gli anchue es trovo son principalmente entre el mar Cantábrico e entre el mar Mediterráneo. Entre las costas, serían la riva en piemontese, Creta, Grecia, Sicilia, Francia, Portugal e la Spagna. Para que una bella quantità, mire, una región bastante grande habitan las anchoas, como quien dice. In veri posti. Ora non dite una cosa che come ti che c'è spesso campo e la munga, dopo segui tu. Dopo ero. Sì. Gli anchue che in cui mangiuma, che guduma a tavola, sono il risultato di una storia d'amore tra un commerciante siciliano e una fonna santonesa. Árdati. Así que la anchoa como la consumimos el día de hoy, digamos así, fileteada y con todo, con doña sort, como decimos, es resultado de una historia de amor. Proprio Parei. Ma no pa con te laure. La suma sta lì. La suma lì en Salamerga, insomma, Parei, La dejamos picando. Como Para, dicen en Castilla. Para que se conserve. Proprio Parei. Conta un po' una storia che al fin del secolo XIX per lì, tante italiani, come diceva Mac Pirur Paulin, Alain Roy a andasio fino alle rive dal Mar Cantabrico, perché te, Luca Belelias chiama los boccherones, che alle l'anchua proprio, alle quasi la medesima cosa, Paolino. Il pesa del medesimo, ma
Proprio para. Así que llegaban para comprar los boquerones per dopo bottiglie e sal. Cosa facevano così? Perché ieri tutte come belle signete chiamiamo in Argentina, los vendedores ambulantes, che lì che fanno la vendita e che vanno sempre in giro, insomma, per cosa? Per la situazione, insomma, dal post in cui vivo. E quasi tu ieri dalla parte del Valmaira, bin dal Piemonte sarebbe Paolo, Proprio in Piemonte. dal Valmaira, disparei, no? Sì, sì. Proprio parei. Per cosa andassi io a fare? Perché in tempo d'inverno, quando si finia, diciamo, il lavoro dell'agricoltura, del raccolto, andassi a passare l'inverno. Parei che il mestiere che facevo, andassi io a cattere pescavo, evitavo il sale, e dopo sortivo a fare la vendita. Per cosa? Come abbiamo detto prima, para solventar los gastos de pasar el invierno, Pablito. Insomma, che era una gita che facevo al lavoro della campagna. Al trabajo de la campaña, Giunte chi solta alla saccoccia. alla sacocha. Sempre vengo bene. Sempre vengo bien, a tagli. Allora, da Calemun che le parei, Sì. da Calemun che le Sempre parei. sta il parai. Dischi io a partio, la sa usted, su Burga, come dicono loro i piemontesi Los là, pueblitos. los pueblitos, las aldeas, Ah. la sa usted lo lì, partio da su caca, ero pere, asbitavo in camin, andasio per le strade, in camin, viaggiavo, però era pas per viaggiare per andare a spas, per trovare una mei forma di vivere, sapere che i soldi, Che i come l'hai soldi. detto. Dis che in principio ero pas d'anciue, ero pas market comerciant d'anciua, des no che comerciavo con la sal, perché erano ben con tanto valore. Así que al principio, digamos así, empezaron comercializando la sal, Paulín, Proprio, era una roba che valia tanto e come valia tanto, e era tanto importante, che era carià con i tasse, lo che noi diciamo los impuestos. Ventava che fai questa contribuzione alta perché comerciava l'on. La sal. Así que para el que hacía el comercio de la sal, como quien dice, tenía que pagar unos impuestos bastante caros. Alle parai la fare che senza desse conta, diciamo parai, all'attaccava a sé una roba, diciamo parai, rivoluzionaria, Paolin, C'è una rivoluzione. Questi anciuvi sì, cascatavo per Arlung dei rive della costa della Liguria, per poi dopo emneie da Pe o in Ticher, in Crucian, i Pas Alpin, in viaggio che riscagliera bin lungo e stracano, fatigoso. A lungo lo che ascunis come lo che anche in dia ancora ascunis per come la via e la sal. La via della sal, ascunisce in cure dal dì Anche in dì, proprio parai. Parei che gli anciue, Paolin, all'andarsi da fe, che era, diciamo, parei, mercaderia di intercambio, faceva come se fece un intercambio e anche a servia per che, diciamo, parei, per fare un vincolo tra paesot, parei, una connessione. una conexión, como se fece, que una volta Luma fai una programación, Paulín, dai crotos, que los crotos llevaban, digamos así, los mensajes y todo eso. Los comerciantes de la sal y de las anchoas también como que hacían ese trabajo, conectaban los pueblos entre sí. Ahora, en Mesteque, È un mestiere più importante. che importante, per pagare, come dizies, le tasse, che erano tan audi, insomma, cosa fai? Questi piemontesi all'Andreville, E quando tu con la saccoccia sai già come è. C'è, perché i piemontesi sono parai. Perché la Svizzera dice che l'organo più sensibile dal corpo umano dice che è la saccoccia. Sì, esattamente. L'organo più sensibile. Así que el órgano más sensible de los piemonteses es el bolsillo. Y como le cobraban tasas muy caras por la sal, en los principios, como estuvimos hablando, empezaron a cubrir, digamos, con anchoa, con los boquerones. Mettavo una bella caria sal e dopo buttavo d'anchoa encima.
Allora la sal passava come anciua. La sal passava come d'anciua. Ciapali, draulene, Lei piemontese, E come si dice, patampiccio, Patampiccio, Dischi che hanno degli anciue, Sì. aero vernissà, et color bleu. Azules. Sì, Así que los tradicionales carros azules de los anchueros. sì. Per non che discassare conocido alla distanza, da Alla distanza si sabía che aero. E aero carià con il butal, los barriles, Sì. d'anciue, Sì. e tutti gli attrezzi che va per travagliare, portavo con la herramienta, come diciamo noi. Sí. E l'umlavo per i cammin pien et puer, per persone che, come l'ho detto in principio, ha camminato pas ma per camminare, ha camminato perché l'aveva una necessità. Así que buscando una necesidad, una mejor calidad de vida, como quien dice. Así que empezaron comercializando la sal, pero como las tasas eran muy altas, entonces ¿qué hicieron? La empezaron a cubrir con anchoas arriba, entonces para pagar menos impuestos. Pero sin darse cuenta empezaron a hacer, digamos así, su propio negocio de las anchoas, Paulino. Tutto insieme, una messa trove, Todo encima, ¿eh? e come che los carros pintados de azul que ti arcuñusíes a la A distancia. la distanza. As dice que la storia conta, la storia le bella a fa piacere cuntela. Dice que gli anchoe, esta gente que trasladaba la sal y las anchoas, erano pa mac comerciante, diciamo parare. Erano persone che conosciu pique bin l'estra, i camin, sería, diciamo parare, las estaciones, quan che andazia a cambiare, diciamo, parai dalla freita alla cau con il tempo, ha conosciuto pique bin il tempo e anche Paulin ha conosciuto fin alla gente, dai paesot che viravo, che andazio a spatare tutta quella roba sì, la sale angiù, andazio fin a conoscere alla gente, guarda l'importanza che l'avrà stata, ha portato lo che lo più importante, insomma, parai. Portavo al mar, il cœur del mar alle montagne. Una cosa senza darse cuenta che era più importante. Llevaban un pedazo del mar a las montañas, al Piemonte adentro. Un lavoro che proprio mi diria che sarebbe una roba semplice, però no, No, le paparei. più importante. Le paparei. E guarda que suma camina a parler gente que andaba de gente que iba con carros de a pie a cargar la sal y las anchoas y las llevaban, como decías vos, por caminos polvorientos, con piedra, por necesidad. E che hai rabastavo e tiravo l'ure, Ay, tirábolo. tiravo l'ure. Sí. Sagrinte pa che lo bagnavo, lo bagnavo. Ah, pic, pic, lo bagnavo. pic e pic. Dis che senza loro, tanti di tradizione che anche consuma, l'avrei pas arrivato fino a noi Haití. Así que gracias a ellos, muchas tradiciones las tenemos vivas, digamos así, a flor de piel el día de hoy nosotros. Contes mia, Paulín, se uren duma ascutem pod musica per fare una introduzione a lo che duma parlé dopo. Dai, mi penso che è proprio a posto. A tai. È proprio ben a tai, è una canzone, una musica a posto per lo che andiamo a parlare poi dopo. Vamos a una canción y ya volvemos con Ale para il affare. Al rimedi più sicuro per guarire cimagun, le controlli giuie pur, bagna cauda carpurun, al profum che manda lei, spari su tutti guai, la canzone più bella re, cula trolli picciule, e al tunnel non spailutin, mangia che fuma con vin, bagna ticchi, bagno mi, mangiu, ma tutti finca
Paulin, dopo da sta bella canzone la bagna cauda, ora se anduma bagnen drinta, diciamo. Bagnum. E i bagnum. Bagnatic e Bagnavi. Bagnacauda nasce precisamente dall'incontro lì che esiste dai due mondi. Lanciue che l'hanno arrivato al mare e là e lì che erano da terra drinta, come diciamo noi, di terra dentro, dalla terra del Piemonte. È un piatto povero, un piatto povero ricco, ma con tanta identità e una identità proprio ben profonda. Bien, como les decía, la unión entre, sin darse cuenta ellos, la unión del mar con la montaña, tierra adentro, el Piemonte, la anchoa del mar, como decía el Pablito, y el ajo y el aceite de oliva, bien originario, bien del Piemonte, Pablito. Susì as dava fe da mangiare di nuovo parai cuando as finía da fese el racol, cuando se terminaba de hacer la cosecha, digamos así, a faziu un raduno, diciamo parai, un raduno da tutte le famiglie e as buttavo d'intorno a un fogón. ¿Cómo sería un fogón, Pablito? Sería una fogata, diciamo parai. Insomma, un feu grosso. Se ti vas a cercare in dizionario, la definizione è magli parai per il fogón, sì, perché sarebbe un falò, una cosa per parai, però diciamo che intorno da un feu. D'intorno a un fe, a scaudesse un po', Sì. Stava una ramina, una cassarola, diciamo parai, la cassarola sta bien dice, no? Picchevi. Picche, una cassarola. Una cassarola, una ramina, come due die, sempre lì. Dovrà piuttosto per una cosa piccita, diciamo. Durante il bene sì, quando erano due cassanole, chiamavo ramina la piccina. Piccina. Il piemontese da là in qua stesse, Hai da grossa per le secita. Sì. Perché aspettavo d'intorno a un fe con una ramina e belle lì a fazio, diciamo parai, celebravano il final della cosecha, Pablito. A tutto sì, hai giuntato tutto che è, diciamo parai, verdura, crua e anche qualcuna alla fazio cose prima. Alla moda più o meno come a costuma belle sì. Era un cammino che ascoltavo, lo che dici proprio stesso. Cambia un po' che noi e belle sì, duruma la crema, la fiore blanca. La fiore blanca. L'urla giù e lì, ma belle capelli, Certo. l'urna avevo pa tante vacche, crema in era fiore blanca, in era pa abbondanza, allora duravo lo che in era. Luca Ie. Piano lì e pies niente. Pies dopo e pies niente. Poi dopo bagni dritta più o meno come si. Come sì? E con gli anciui, con la anciua, appel fece il bucum dal, insomma, Un bucum piemontese. è un bucum picche piemontese. E per spiegare Paoli, picche un ver piemontese, una ver piemontese della cucina, diciamo, parai, Niente meglio che lo. niente meglio. Questa volta sai che proprio andai perché antacatucava, Sì. Meglio che parei. Así que vamos a escuchar una receta de nuestra amiga Elvi, seguidora de Ale Parai La Fare, che la fan escuté, a fe escuté, a nostri radio scuta di Zuma Parai, Paulin, una ricetta da Ianciue al verde. Come venta a fare il bagnetto per fare anciù e al verde. Propiamente. Así que vamos con el audio de Elvi, ya volvemos. Hola, ciao a tutti, buona giornata, sono Elvi. Che è domenica. È sempre una giornata speciale. Sentiva sempre una bella trasmissione, una trasmissione che per noi arriva da lontano, ma scappiamo tutti, perché siamo tutti piemontesi. Che torna un bel argomento. Lo sentite che si parla d'anciue. Con le anciue si prepara un bel piatto piemontese, il bagnetto verde. Gli ingredienti sono pochi, perché in avanti tanti. Mi parlo per 4-5 persone, ma i dischi con 3 d'anciue, ma che le belle grasse. 2 bei massi per un sumo verde, ma proprio bei. 2 fische d'aglio, un po' di mulet pan bagnant l'asil, con un œuf dur ma maduro e rosso, per già fesse un buon bagnetto. Aventa trite tanto fin, mesce tutto, per un sumo, l'aglio, le anciue, ma 2 o 3, butter rosso d'œuf,
la mulea del pan che lo deve bagnante l'asil, mesce tutto con sale e peper e la se in una bella sausa. Butte anche un bel bicchiere d'olio di oliva finché avvengano che stagano in liquido e che venga bella spessa. Alle non difficile da fare. No, è proprio buono. Poi aventa verseu drinta a un contenitore o a un grilleccia, come veli, insieme a tutte le anciue che lei pulirà e che lei arrotolai e tutto un po', di modo che quando pii con il cucciaro o con la forciolina, ne hai un buon boccone da mangiare. È un buon piatto, sicuramente piace a tutti. Chi un po' più, chi un po' meno, una volta che uno lo fa, si sbaglia la volta dopo, sa regolese, non è neanche lì il problema, ma sicuramente a piace a tanti. Sono ingredienti che lo ma tutti in ca, non un problema. Spero che sia fame capire, perché non è una cosa difficile. Vi auguro a tutti una buona domenica. La somma prosegue la trasmissione da Pablo 1 e Pablo 2, mi ciamparai. E buona giornata a tutti. Da Elvi. Ciao ciao. E una se tendas per mes, dopo che il vocale sì, un dovrei una parola che dovrà non sta misa, eh? Con che il bagnet versi alla fame ci appella in guccio. Language, Así que con una mica de pan, Ah, sì, venta dovrei il bianco del pan, la mulea del pan. Así es, la miga del pan hay que usar, Sì. Para esta receta de la amiga Elvi, que alla dai fino alla proporzione di sua parai per la quantità di gente. Picche giusto. Se uno fa felo i fum lencale perché No, meno pa. bello qua. Lì all'antico ingredienti pare che l'uma la ca, Ma dischila semplici. Bin pace le fe. Ben, Paolino. Paolino, la storia la stai da Saranti liber o alla seguità? Come la fare? Tutto all'incontrario. La storia continua. Pastai saranti liber. Tutti gli anni un dronero a fa una festa degli anciue. Ah, Che alle pa mai una festa. Alle co una memoria condividida certo. da avevo i ricorda gli uomini, le famiglie, e i viaggi, tutto che ha passato tanto tempo in andare. Así que en Dronero se sigue haciendo la fiesta de los anchoeros, Proprio. Estos que hacían el trabajo, digamos así, Sì, però poi manca una festa, lì a fan diciamo, a ricordo, a tirare il tempo e a nascordo degli uomini, dai famiglie, dai viaggi, da tutto che l'ha passato alla pasada. tanto tempo andare. Dice que a Siguiteco, na parda, la festa sí, ahí eco el sendero de los anchoeros, El sendero, el camín que l'han fatto, en Tuquetín el camín que faziu i anchoeco i car, Paulín, A disca a visito et ca, et paisot, et ca, da tutta gente che veramente ha faziu un cure e con la storia, con il passo del tempo, a niente cure vaire che ha seguito a fare il mestiere lì, Paolino. Pare che è una cosa che ha seguito in cure. Cariata di storia. Cariata storia proprio. I Anciue alla pasta in manca la memoria per Vardera di Stan ha seguito a continuo essere parte dal paesaggio. Del paesaggio. Seguito vivo, seguito ante el así camino. que todavía siguen todavía los anchoeros todavía en el camino, como que La gente, en alta forma, ¿sabes? la gente l'ha ancora presente. L'ha ancora presente. Ti in tempo parai come Druneca fu una festa che a snaccordo di uom da tanto tempo andare, da sue famiglie, da il posto in te che passavo, lo lì a figura che alla gente l'ha ancora presente e come si dice, alle pa un ricordo morto, è una roba che si guida. Paulín, qualche ma appena l'uno attacca la programmazione, l'uno di che l'anciua come la mangiuma di anche dal filet d'anciua, per il fune che l'hanno i man fini, di fini, insomma, pare che bello patanga sporchese, e anche abbiamo tiene il filet, come chiamiamo bene sì, in drinta l'ele, e drinta la geladera, quando ciappa un po' l'anguccio, un po' di pan, d'oliva, e lo campa O come il burro va come Ah, va così. come Ma di Calannà da una storia d'amore. Qual è l'affare? E poi la gente ora è tiriamo fuori. la tiriamo fuori. E dice che il filet lì degli anciue che mangiamo anche in lì
alla nascita dalla storia d'amor da Giovannini Scattagliota y Dolores, una funda del pueblo de Santoña. Santoña, andati. E cosa passai, Paolino? No, pa' más una cosa Via, que el muchacho sí. que anda, decía el comerciante. Ah, de dai Anchúe, Anchúe. como lo detto en principio, pero finì Mariese con Chila. Andati. En 1889, Alan Mariase e chial hasta ita vive bene lì. Andati. Chi di nuovo parai, a fazia col mestiere da fe tutto che era la conserva, Paolino, eh? Sì, proprio, però alla pastai ma con che lavori lì. No, cosa fai? Alla staita vive lì e alla pastai ma che fet conserva che all'attaccato con la giutta del Fumle che lavorava in sue fabbriche, Sì. che lavorava per la Sì. conserva, a fe locale il filet di gancio. Per fare il filet, Paolino, cosa fa da manca? Che avevi tutte le resche, Proprio. pulire il spin. Il resto. Eh? Aveva la pel, y cavava la pel e il resque per la serie già pronte a mangiare. Así que le sacaban toda la piel, digamos así, las escamas y las espinas, le resche. Il resque, parentesi io Sì. imparo una cosa. Mangiavo pescado, l'hai mangiato pescado e la stava una resca cruciabile sì la gargaiera. Sì, sì. No. Allora, il resque, bene sì, sapevo pa cosa dite se i nostri anciue le proprie parenti. Sai pa. Perché bene sì, quando ti catte la tola con gli anciue, Cioè, i nonne bene sì dicevo venta che aveva stelle della schiena. Sì. Una stella della schiena. sì. Ma una stella schiena sarebbe pa per il pulastro. Sapevo pa, però il mare dicevo l'uomo. Lo que acá le llamamos el portacuba. Sì. Che diciamo parà, il portacuba, la cuba è una parola piemontese. Proprio, vabbè, sì. Sì. Pare che Sì. lui sarebbe il proprio. Quindi, a calmestè sì, lo fatia macchiel o abita gente, come lei la fare? No, tutta gente, tutti il Fumle che lavoravano in sua fabbrica l'hanno aiutato a fare. Así que las mujeres que trabajaban en la fábrica Sí. del pueblo se pusieron a fabricar, A pronte para il filet. a preparar los filetes. E bene lì, due lo strisavo. Lo usavo ma para in la sal o invitavo un 30 poi corpo. No, scusa, perché in si primi tempi di scalantacà a conservare in drinta il burro, Adentro la crema. la manteca. La Sì, manteca. sì, più o meno. Manteca crema. Sì, in drinta il burro. Dopo con il pass del tempo a diventare che attaccare a conservare in drinta l'olio. Ah, Ma appena l'avevo attaccato a fare il filet di anciue, i conservavo in drinta il burro. así que una historia de amor que terminó convirtiendo las anchoas comunes y corrientes en salmuera, en salamegra, ¿sería? Sì. En el filet de anchoa, que se empezó a comercializar, empezó a usar en las fábricas que tenía de producción, digamos así, de salado, empezó a hacer trabajar a las mujeres para limpiarlas, sacarle digamos así, las escamas y las espinas, y producir el filet que conocemos el día de hoy, Pablo. Insomma, che attaccava vende al pubblico una roba più ben presentata. Bien presentado. Ben presentata. Ben Eh? presentata. Para che l'uma ruola fin, Paolin, lei niente pida di, anche lei proprio Finit batte il tacun. finito. Finit batte il tacun. Ma il tempo passa e insomma già il tempo, niente che fai. Niente da fe, Paulín. Así que hoy les contamos un poquito la historia de las anchoas, cómo llegaron al Piemonte y del Piemonte cómo llegaron a la Argentina. Seguimos manteniendo las mismas tradiciones, las mismas costumbres, después de muchísimo tiempo, de cómo empezó toda esta historia de las anchoas, de la bañacauda, y después de ciento y muchísimos años, nosotros la seguimos haciendo con las mismas costumbres y las mismas recetas de una vez. Podría dire che insomma in Piemonte e in Argentina. Proprio per Tanto tempo, ma tante costume all'hanno passato, all'hanno tramandate da generazione in generazione e sono ancora vive al día en que è una costume. Como son. Así que bueno, agradecerle, Paulín, se dio ver,
Sarà fino alla settimana che viene. Sarà fino alla settimana che viene quando il numero torna sì, abbatte il taccuino. Abate il taccuino. Come sempre, ringrazio a tutta la gente che sgnacca in piazza e anche che condivide la nostra programmazione. E bueno, se Dio vuole, sarà fino alla settimana che viene. A sentoma per Ciao. settimana che viene. Ciao a te, ciao Ciao. Auspician alle Parei Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Stumanen con delle ure, noi suma gente emprà, però quando agli la fioca, noi snastuma ritirà, e struman compagnia, ant pio la sutaca. Pan salame un po' per